Valentina Vezzali, pluricampionessa, plurimedagliata, ospite a Gemona del Lab, come mai? Ma devo dire che quando mi hanno contattato e mi hanno proposto di raccontare la mia esperienza e tanti giovani provenienti da tutto il mondo che si apprestavano a fare questa esperienza del laboratorio interculturale della comunicazione, mi sono sentita subito coinvolta. Io credo che sia molto bello poter dare il proprio contributo, la propria esperienza e cercare di trasmettere quei valori positivi nei quali io ancora credo e nei quali ancora mi identifico alle tante persone che hanno voglia di ascoltare, perché credo che nella vita si possa imparare tantissimo ascoltando le persone e si possa sicuramente cercare di migliorare la qualità e soprattutto il mondo che ci circonda. Un atleta come te che si dedica molto ai ragazzi proprio nell'attività sportiva. Ma mi dedico tantissimo ai ragazzi, amo tantissimi ragazzi, vengo proprio da un camp finito ieri a Termoli, nei quali mi sono cimentata come istruttrice insieme al maestro della nazionale Paolo Paoletti, maestro del campione del mondo Andrea Baldini. Mi sono divertita tantissimo, sono stata molto esigente e la cosa bella dei ragazzi che ascoltano e hanno voglia di fare, anche quando non ce la fanno più. Quindi molto spesso ci dimentichiamo di quando eravamo noi ragazzi e mi sono trovata guardando ai loro occhi veramente molto molto bene e si impara tantissimo dai giovani e ho ritrovato quella tranquillità e quella serenità che sicuramente mi permetterà di affrontare i prossimi ritiri premondiali che saranno a breve nel migliore dei modi. Questa volta ho tantissima voglia di far bene. Ecco, a proposito di te, come ti stai preparando in vista di Londra 2012? Ma prima di Londra avremo i campionati del mondo che saranno adesso proprio a breve, a ottobre, dall'8 al 16 qui in Italia, a Catania, quindi giocheremo in casa, un mondiale che vale molto come qualificazione olimpica, anche se si chiuderà il 31 marzo, un mondiale che rappresenta un test generale prima dell'Olimpiade, quindi un mondiale molto importante da far bene e ripeto, questa volta sono tanto motivata, i ragazzi mi hanno caricato al punto giusto ed ora bisogna solo iniziare ad allenarsi.